cara, bellissima maglia. Quanto cavolo mi hai fatto aspettare, signori, perché è stato un patimento averla, ma credetemi, i 158,90 euro meglio spesi. Giovani, buongiorno e ben ritrovati sul canale di Neapolis. 1926, come ogni anno, signori, maglia nuova, e questa è particolarmente speciale perché è del centenario, contro la maglietta vecchia della passata stagione, più un extra, perché molti hanno detto che questa qui assomiglia a questa, quindi guardiamo anche questa nel dettaglio, perché giustamente non ci possiamo far scappare nulla, ma questa è una maglietta che io a fine anno vado a incorniciare e gliela metto sul muro a Diego, perché è qualcosa di bellissimo. Lì si ritorna a quell'azzurro più scuro, bello. Ora la guardiamo nel dettaglio. Vi volevo ringraziare perché ieri, signori, sotto il video di McTominay, e fatelo anche qui, ragazzi, avete lasciato tantissimi mi piace, ma soprattutto tantissimi commenti. E signori, qualcosa si sta iniziando a muovere, l'algoritmo si inizia nuovamente a muovere, e questo è soprattutto grazie a voi. Grazie veramente tanto. Continuiamo anche oggi con il tasto hype, l'iscrizione e soprattutto i mi piace e commenti. E ora andiamo all'analisi della maglietta nuova contro la maglietta vecchia, signori. Allora, signori, come detto, cambia tantissimo Wagyu, cioè proprio il cambiamento principale è il logo Wagyu, perché dai, non scherziamo proprio, qui abbiamo quello classico che ci siamo abituati poi a vedere, ragazzi, sulle magliette del Napoli. Questo è il tagliandino che trovate attaccato alla maglietta, e io, se non sbaglio, perché loro te la vendono, va bene, tutto authentic di qua e di là, questo scopri se la tua maglietta, sapete che qui c'è l'NFC qui dentro, anzi basta, eccola qui, questa targhettina qui sotto l'NFC che ti fa vedere se sei un vero tifoso di qua e di là. Eccola qui entri e vedete se siete i tifosi, non tifosi, vabbè, avete capito, no? Regular, una volta non erano combat skin? Queste qui non erano combat skin o erano regular anche queste? Sapete che non mi ricordo sinceramente. Comunque, a parte questo, questi li possiamo togliere di mezzo e li lasciamo qui, tanto non ci servono in questo momento. Allora, signori, la maglietta, perché qualcuno ha detto che non cambia molto, non ha senso spendere questi 150 euro. Vi ricordo che c'è la spedizione dentro, dovete pagare 8,90 euro di spedizione. Allora, signori, cambia subito. 100, questo è quello lì che hanno messo su Facebook. Di qua abbiamo quello vecchio con la scritta normale, Armani, il logo del Napoli, e loro l'hanno spostato, l'hanno messo sotto quest'anno, tutto in oro, tutto griffettato in oro, bello. Allora, qualcuno ha detto, oh, ma il colore di qua e di là è uguale. Anzi, dai, ragazzi, lo vedete la differenza di colore? L'azzurro come ritorna al passato, lo vedete? Cioè, ragazzi, dai, per piacere, dai, lo vedete che è completamente diversa a colorazione? Qualcuno ha detto, no, è uguale il colore. No, questo è azzurro Napoli, e questo è il vero colore del Napoli, non è questo. Il colore del Napoli è questo qui. Poi rimettiamo da parte questa, perché questa poi la faccio vedere più nel dettaglio, perché avete detto che è uguale a questa. Colletto, cambia in modo clamoroso il colletto, perché qui abbiamo il colletto stile anni 80, la maglietta di Diego, va bene? Torna tutto, vedete il collo a V, va bene? La trama, perché qui l'anno scorso avevamo delle N incastonate dentro, e l'anno prima ancora, la vado a riprendere, c'avevamo le N ma messe così, va bene, che richiamavano un po' il mare, le onde del mare, la N del Napoli. Quest'anno siamo ritornati, e ritorniamo un'altra volta la maglia, siamo andati su uno stile lanetta, eccolo qui, naturalmente non è lana, però richiama molto la lanetta di quelle magliette proprio che indossava Maradona, la vedete la lanetta, stile lanetta, anche questa qui, questo bordino qui ti richiama un po' la lanetta, no?
di quegli anni lì, lo vedete anche dal colletto, ragazzi, la lanetta, vedi? Una volta si portavano questi ricami così fatti a mano, eccolo qui, così lo vedete anche meglio, lo vedete il dettaglio della maglietta. Cambia il logo di Armani che quest'anno pare molto più rotondo. Perché pare più rotondo? Pare più rotondo perché naturalmente c'è la bombatura in oro. Anche questo, come gli anni passati, è in rilievo, ragazzi. L'anno scorso era così, sempre con un minimo rilievo, ragazzi. C'era ci manca la cosa più importante, lo scudetto. Vabbè, vediamo se quest'anno lo riusciamo a mettere. Cambia il logo MSC, che poi negli anni via via il Napoli lo ha cambiato il logo MSC. Questo è quello di quest'anno, trafilato in oro, come vedete tutto in oro. La scritta MSC va a richiamare, no, le ombre sulla maglietta, lo vedete? Anche qui sul logo di qua, vedete? Va a richiamare questo bianco e nero, grigio, scusatemi, grigio. L'anno scorso invece c'erano queste ondine sul logo MSC, però sinceramente, vi dico una cosa, questo tessuto così e così in estate ti porta a sudare tantissimo. Ora vi faccio vedere una cosa che secondo me dovevano continuare a fare su queste magliette qui. Eccolo qui, vai giù, il logo traspirante, vai giù, perché con questo non sudi. Fidatevi che con questo qui si va a sudare, perché non è traspirante, è tutto un blocco, vai giù. Questo è traspirante. Si sente anche al tatto che questo è parecchio plasticoso, perché è plasticoso poi è la stoffa apposta, ma questo, credetemi, con questa maglia qui io non ho mai sudato. A livello di sotto il seno, qui non vai a sudare, con questa sudi, fidatevi che sudate. Poi signori, abbiamo fatto casino come sempre, perché se un video di Neapolis non è incasinato non cambia. Il dietro del colletto è fatto così, che va a richiamare naturalmente la lanetta, va bene? Bello il logo qui con scritto 100, signori. Poi, come vi ho fatto vedere, c'è il logo NFC. Qui dentro vedete se la maglietta è originale o non originale. La passata stagione c'era questo Authentic, che poi questa qui è quella con la scritta sbagliata, non vale di più, guagliù. Cioè non vi fasciate la testa, che non vale di più, va bene? Ma veniamo, guagliù, alla cosa più bella secondo me della maglietta, il logo. Bello in 3D, guagliù, è qualcosa di veramente allucinante, vedi? Come è bello 3D in rilievo. Allora signori, il primo storico, signori, stemma del Napoli, il cavallo. Qualcheduno mi ha detto no, ma lo stemma del Napoli è il ciuccio. Che cavolo sta facendo Valentina De Laurentiis? Studiate la storia del Napoli, perché c'è il cavallo, va bene? Qui ci sono 4 loghi in uno stemma. Il primo vero logo storico del Napoli, che signori io avrei messo a tutta maglia, guagliù, qua toglievo questo e ci mettevo solo questo per il centenario e basta. 100, il secondo logo che c'è, il secondo stemma che c'è sul vero stemma della maglietta del centenario, l'infinito, siamo a 3, e il quarto è lo stemma ora che il Napoli sta usando nel rebranding. Questo stemma qui, lo vedete? Questo qui, se non sbaglio, è stato già usato la passata stagione nelle magliette d'allenamento. No, non volesse dicere una scemità, ma questo è stato già usato. Sponsor di manica, signori, Dongfeng. L'anno scorso non ce l'avevamo. Lo sponsor di manica non c'era, non esisteva su questa maglietta qui. A meno che io l'ho comprata subito, poi non mi ricordo se è stato aggiunto lo sponsor di manica. Sponsor di manica che ci va a prendere la lanetta stile anni 80 che si va a richiamare sul colletto, ragazzi. Ora ve la giro così vediamo anche il dietro della maglia. Eccola qui, la scritta Sorgesana, che se non sbaglio c'era anche in quella della passata stagione, ragazzi. Eccola qui, Sorgesana. Eccola qui, Sorgesana. Eccola qui, ragazzi. Cambia anche, dopo vi faccio vedere un'altra cosa, cambia anche qui sopra, perché qui sulla maglietta del centenario
abbiamo scritto Partenopei. La passata stagione, signori, avevamo la scritta SSC Napoli, preferisco questa che ho scritto Partenopei, anche se, signori, è meno in rilievo rispetto a questa qui. Questa qui, se ci passi la mano, senti il rilievo del tessuto della gomma qui non lo senti, qui senti una stampa messa sopra. Ecco, una cosa che avrei preferito sinceramente Wagyu, era una stampa in 3D stile anni 80, stile cucita a mano, ecco, quella l'avrei preferito veramente tanto. Cambia lo sponsor dietro, c'è la colorazione ma è sempre lo stesso, qui ce l'avevamo nera e qui ce l'abbiamo color oro, che va a richiamare il centenario del Napoli, signori. Sotto, per andare a chiudere i bordini, il Napoli la fa così quest'anno. Valentina ha deciso di farla con uno swish, come cavolo si chiama, uno swoosh, come si chiama? Qui laterale l'anno scorso era tutta unita, va bene? E qui c'è come sempre l'authentic del Napoli. Questa è la maglietta, vai giù. Ora la indosso, e anzi, perché i fenomeni da baraccone, no, la maglietta è uguale a che le conto, o prima ne conto. Allora, io ve la metto qua. Voi dite che è uguale perché il collo è simile. Il collo cambia, vai giù. Perché il collo cambia? Perché innanzitutto, signori, questa è parecchio più larga rispetto a questa. E già qui cambia, va bene? Questo è più moderno. Questo è meno moderno. Lo vedete com'è bello grosso? Come si portava negli anni 80? Cambia il colletto. Cambia praticamente tutto il bordo del colletto, perché qui lo vedete, c'è la cucitura del bordo. Qui la cucitura non c'è, è interna, signori, come si portava tantissimi anni fa. Quindi già qui cambia il collo. Questo è molto più a V rispetto a questo, va bene? Quindi già cambia, signori. Come fate a dirmi che è la stessa identica maglietta quando cambiano le maniche, che sono completamente diverse? Lo vedete? Sono completamente diverse le maniche, va bene? Cambia il bordino qui, che è completamente diverso. Come mi fate a dire che è la stessa identica maglietta? Vai giù. Come fate? Ed eccola qui, ragazzi, in tutto il suo splendore, signori, la vestibilità. Vai giù. Comunque, anche se è una regular fit, è stretta. Io ho preso un XL, credendo naturalmente fossero più larghe, e invece no, sono strette uguali, signori. Non cambia assolutamente niente rispetto a quella della passata stagione. Prendete una taglia in più, tenete presente, io peso 102 kg, un XL è stretta, non di spalle, di pancia, voglio, perché è un tessuto che è stretto, ci possiamo fare poco, voglio, ci dobbiamo mettere a dieta, lo so, naturalmente poi a settembre c'ho pure un matrimonio, quindi mi devo mettere a dieta a prescindere, perché se no con il vestito paro un pinguino. Dai ragazzi, chi vi dice, vi ribadisco, chi vi dice che questa maglietta qui è uguale a questa qui, non gli credete, signori, non gli credete. So che costa tanto, perché 150 euro non sono assolutamente pochi, ragazzi, però se potete la comprate originale, se no ragazzi aspettate il sito del Napoli, di sicuro metteranno una maglietta replica che cambierà sicuramente qualcosina, il tessuto cambierà un pochino, sarà più larga, diciamo così. Però ragazzi, credetemi, prendetela, perché è la maglietta del centenario, uscirà una volta, la vedremo una volta nella nostra vita, la maglietta del centenario. Quindi compratela, compratela, poi la mettete in esposizione, la mettete attaccata a un muro, la mettete dove vi pare. Vi ripeto, io a fine anno farò il quadro e l'attaccherò lì insieme alle altre due magliette del Napoli, degli scudetti del Napoli, perché è giusto così, perché queste sono magliette, ragazzi, che vanno tenute come le cose sacre. Detto questo, iscrivetevi al canale, sempre e comunque forza Napoli dal vostro Neapolis 1926. Ciao aiuto.